Non si ferma la scia di sangue sulle strade del Veneto, in poche ore 2 croci, auto nel fossato la scorsa notte nel Veronese, muore un ventenne, l'amico gravissimo, ieri sera nel Trevigiano, vittima un 27enne in Vespa. Mentre i rapporti con il Brasile si fanno sempre più tesi, l'estradizione in Italia sembra vicina, il terrorista Cesare Battisti ribadisce di non essere pentito, la rabbia dei parenti delle vittime come il veneziano Lino Sabbadin. La legge elettorale in fase di approvazione porterebbe l'elezione di 50 deputati e 24 senatori in Veneto, un sistema che potrebbe favorire il centrodestra, come auspicato ieri da Silvio Berlusconi negli Stati Generali di Forza Italia in Veneto. E proprio al raduno degli azzurri, ieri veloce toccata e fuga di Renato Chisso, che poi dice basta politica ma sono innocente e vorrei la revisione del processo. 30enne papà trevigiano stroncato dalla leucemia, contro la quale lottava da 2 anni, il dolore e il cordoglio degli amici, lo shock del suo paese, Valdobbiadene. Svolta clamorosa nel processo all'imprenditore croato che nell'estate del 2011 travolse con il suo yacht la barca a vele di 2 coniugi padovani, provocandone la morte. L'uomo è stato assolto. Un medico del Padovano accusato di stalking nei confronti di un'infermiera con la quale aveva avuto una relazione. La vicenda finisce in tribunale. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare purtroppo della strage sulle strade del Veneto. Soltanto ieri abbiamo raccontato di 2 anziane vittime in bicicletta nel Padovano e poche ore dopo altre 2 vittime. L'ultima in ordine di tempo è un ventenne veronese morto nello schianto della sua auto che è finita in un fossato, e c'è l'amico che era con lui che è in fin di vita. Un ventenne morto, un amico intubato sul posto e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento, l'altro con traumi meno preoccupanti a San Bonifacio. Viaggiavano in 3 nella notte lungo via Moschina a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, a bordo di un'utilitaria finita improvvisamente fuori strada. La tragica carambola alle 3:30 del mattino, con l'auto che ha terminato la sua corsa ribaltandosi nel profondo fossato a bordo strada. Sull'asfalto è rimasto il corpo senza vita della giovanissima vittima. Il ventenne è morto sul colpo. Sul posto sono state fatte intervenire 3 ambulanze da Arzignano e una squadra dei vigili del fuoco che hanno aiutato i paramedici del 118 a estrarre i feriti dall'abitacolo della vettura. Uno dei 2 è in gravissime condizioni. È stato necessario intubarlo per aiutarlo a respirare. Più lievi le ferite dell'altro amico sopravvissuto all'incidente. I carabinieri di San Bonifacio dovranno ora cercare di chiarire cosa abbia provocato la fuoriuscita autonoma. Non risultano coinvolti altri mezzi. A tradire il conducente potrebbero essere stati un colpo di sonno o l'alta velocità. E soltanto poche ore prima, ma nella Marca trevigiana, si era registrata purtroppo un'altra giovane vittima, un 27enne che si è schiantato con il suo scooter, con la sua Vespa, contro un SUV. Ancora una tragedia sulle strade della Marca, ieri sera intorno alle 18:30 lo scontro tra una Vespa 125 ed una macchina. A perdere la vita un 27enne trevigiano, Alberto Longo. Ancora da chiarire la dinamica del grave sinistro accaduto in via Castagnole, vicino al passaggio a livello, proprio davanti allo stabilimento della Osram. I 2 mezzi si sono scontrati frontalmente, ma non è chiaro ancora se sia stato causato dalla sbandata del ciclomotore o del SUV guidato da una donna di 47 anni che aveva a bordo anche la figlia di 7. Mamma e bimba sono state trasportate in ospedale per accertamenti. A terra è rimasto invece Alberto, morto sul colpo dopo il violento impatto con l'auto. Il giovane abitava solo a 200 metri dal luogo della tragedia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso che stanno cercando di ricostruire la dinamica del grave incidente. Nelle prossime ore la procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Via Castagnole, fra l'altro, non è nuova di incidenti gravi. Una strada pericolosa, dicono i cittadini. Solo poco tempo fa un altro grave sinistro dove una donna di 77 anni rischiò la vita schiantandosi contro un platano. Adesso torniamo a parliamo di una vicenda annosa, quella del terrorista Cesare Battisti, che come sapete si trova in Brasile da anni. L'Italia chiede da anni la estradizione e c'è uno spiraglio. Rapporti sempre più tesi in questi giorni proprio con il Brasile, e questo potrebbe avvicinare proprio questa richiesta di estradizione in Italia, e proprio in questi giorni, visti questi rapporti tesi, questa situazione ha spinto il terrorista a dire non devo chiedere scusa alle famiglie delle vittime, una frase che è l'ennesimo schiaffo ai parenti di queste vittime. Sappiamo bene che nel veneziano c'è una di queste
di questi parenti delle vittime è Lino Sabbadin, e la rabbia ovviamente dei parenti è fortissima. In Italia contro di lui ci sono solo odio e risentimento. Il terrorista Cesare Battisti dal Brasile parla così: condannato all'ergastolo per 4 omicidi commessi durante gli anni di piombo con il gruppo Proletari Armati per il Comunismo e, come noto, rifugiatosi in Brasile per evitare la condanna italiana, aggiunge inoltre che non ha da chiedere scusa alle famiglie delle vittime. Tra queste chiede invece giustizia da Caltana di Santa Maria di Sala Adriano Sabbadin per il padre Lino, ucciso nel 1979 proprio dal terrorista Battisti, che non mostra invece alcun segno di pentimento. L'uccisione in segno di solidarietà alla piccola malavita che con le rapine portava avanti il bisogno di giusta riappropriazione del reddito e di rifiuto del lavoro. La colpa di Sabbadin, secondo i terroristi, era quella di aver ucciso un rapinatore che 2 mesi prima era entrato nella sua macelleria. Il tempo non cancella le colpe, dice invece alla Stampa Adriano Sabbadin. Tempo fa il ministro Angelino Alfano, in visita proprio alle vittime del terrorismo, aveva fatto tappa da Sabbadin, apostrofando il terrorista come un assassino e promettendo che il governo non avrebbe mollato la presa sull'estradizione per fargli scontare la pena qui in Italia fino all'ultimo giorno di carcere, testuali parole. Vedremo allora anche per Adriano, la sua famiglia, come si evolverà questa situazione ormai annosa. Adesso parliamo invece della politica e della legge elettorale. Sappiamo che il cosiddetto Rosatellum, pur tra le proteste anche di piazza, ha avuto un primo via libera alla Camera. Allora, che effetti produrrebbe in Veneto la nuova legge elettorale? 50 deputati e 24 senatori. Secondo gli osservatori questo sistema, il sistema del Rosatellum, potrebbe avvantaggiare, potrebbe agevolare un ritorno importante del centrodestra, un ritorno auspicato ieri da Mestre, dove c'erano gli stati generali di Forza Italia in Veneto dall'ex premier Silvio Berlusconi. 50 deputati e 24 senatori sono quelli che in base alla legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, a cui la Camera ha dato il primo via libera, il Veneto si troverà a dover eleggere il prossimo 4 marzo alle politiche. 2 circoscrizioni per la Camera, Veneto 1 con Venezia, Treviso e Belluno, Veneto 2 con Padova, Vicenza, Rovigo e Verona. 1.933.000 elettori la prima, 2.923.000 la seconda, 20 i seggi assegnati a Veneto 1, 30 a Veneto 2, 1/3 con metodo uninominale, 2/3 proporzionale. Al Senato 24 in totale i seggi assegnati, 9 nei collegi uninominali, 15 con metodo proporzionale, e decisive saranno quindi le alleanze tra i partiti. La previsione è che il Rosatellum il Veneto produrrà un'ampia maggioranza di centrodestra, salvo un exploit del PD che dovrebbe però raggiungere una percentuale elevatissima, almeno il 40%. Scenario in cui ieri a Mestre, nel suo videomessaggio, Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno in grande spolvero di Forza Italia in tutte le province. Per Berlusconi il Veneto è di fronte a una rivoluzione compiuta in 2 passaggi, dice: referendum ed elezioni politiche di primavera. Se il Veneto deve tornare ad essere una delle locomotive d'Italia, ha bisogno di istituzioni che siano in grado di supportare e non di ostacolare il lavoro dei veneti, il vostro lavoro. E intanto proprio ieri agli Stati Generali di Forza Italia in Veneto è apparso, ma è stata un'apparizione di breve durata, l'ex assessore Renato Chisso. Sappiamo che proprio la sua presenza in un convegno di Forza Italia a Bassano del Grappa qualche tempo fa aveva creato malumori molto forti, soprattutto con gli alleati della Lega Nord in regione. Una toccata e fuga quella di Chisso, che poi è tornato sulla sua vicenda giudiziaria dicendo sono innocente, ma basta con la politica. Sono innocente, chiedo la revisione del processo, nella giustizia ci credo, alla fine emergerà la verità. Così al Corriere del Veneto il veneziano Renato Chisso, l'ex assessore regionale che dopo il patteggiamento a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni, con una confisca di 2 milioni di euro decisi dal Tribunale di Venezia a inizio settembre scorso, è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire i veneti per l'importo di 5 milioni e 376 mila euro.
la sentenza come accoglimento per le accuse di corruzione formulate dal PM contabile nell'ambito della vicenda delle indagini per il Mose. Tornando alla Forza Italia, al discorso di Berlusconi, come sappiamo Berlusconi si è espresso favorevolmente sul referendum per l'autonomia, ma sappiamo anche che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi che ci hanno separato dal referendum, non c'è solo la posizione del sì o del no, c'è anche una forte posizione dei comitati per l'astensione. Allora sentiamo le motivazioni di questa scelta. Io faccio sempre l'esempio dell'andare in montagna, non è che in montagna, se siamo tutti d'accordo sull'andare in montagna, però magari possiamo non esserlo su come andarci, a piedi, a cavallo, in treno, in macchina, ed è di questo che dovremo parlare, invece di questo non si sta parlando. La metafora della montagna per il vicepresidente del Comitato Veneti per l'astensione calza a pennello per far capire quale sia il motivo di disertare le urne il 22 ottobre. Un conto è la forma, dice, un conto la sostanza. Ci sono due tipi di motivazione. La prima è che la democrazia non è soltanto forma, la democrazia è sostanza. Il quesito che ci viene sottoposto non ci dice che tipo di autonomia si vuole realizzare, ed è invece lì che si dovrebbe chiedere il parere ai cittadini del Veneto. Dare un'ennesima carta in bianco a una classe dirigente regionale che ha fallito tutte le partite che le sono passate per le mani, noi riteniamo che non sia quello che serve in questo momento al Veneto. Lo definisce referendum truffa, oltre che a caro prezzo, con i suoi 14 milioni di spesa. E a noi non siamo contrari al fatto che possano essere più forme di autonomia. Ci viene detto che se non passa questo referendum perderemo per sempre questa occasione storica, invece no, la Costituzione rimane in vigore, l'articolo 116,3 che permette di attivare una trattativa col governo, che non prevede un referendum necessariamente, rimane lì. Noi possiamo chiederla ancora maggiori forme di autonomia, ma dentro un dibattito che è quello che noi vogliamo veramente su che tipo di autonomia. L'autonomia è un chiedere più responsabilità, è un volere prendersi più responsabilità, non è qualcosa che si usa come un'arma propagandistica contro qualcuno, contro qualcosa, perché alla fine poi bisognerà andare a trattare e il risultato sarà sempre uno. Il referendum eventualmente porterà il Consiglio regionale a fare il suo mestiere, cosa che doveva e poteva già fare, ovvero attivare una trattativa col governo. Torniamo alla cronaca adesso con l'operazione antidroga da parte della Questura di Vicenza, che ha arrestato 2 persone, parliamo appunto di un'operazione antidroga, e ha arrestato anche un fornitore di cocaina, un fornitore di imprenditori. Allora abbiamo in collegamento telefonico con noi la nostra Vanessa Banzato che ci racconta tutto. Vanessa. Sì, buongiorno. Un anonimo garage condominiale nell'Interland Berico trasformato in laboratorio dove venivano confezionate le dosi di cocaina che erano destinate, come hai detto tu poco fa, proprio alla Vicenza Bene, a imprenditori, professionisti, una clientela ormai fidelizzata, droga venduta a non meno di 120 euro al grammo. Nel box di Sarmego di Grumolo delle Abadesse il giro era sempre più fitto. A gestire l'attività una ben nota conoscenza delle forze dell'ordine, Adriano Ventola, un 33enne che abita con la famiglia a Torri di Quartesolo, individuo che aveva fatto dello spaccio ad alti livelli il suo principale lavoro, già diverse volte in carcere, persona definita pericolosa, condannato a 3 anni di galera per una violenta rapina in concorso con il padre, messa a segno nel 2011 ai danni di un laboratorio orafo di via Savia Bona a Vicenza. E tra l'altro, pensate, era uscito dal San Pio X da solo poche settimane e lui, per eludere i controlli e continuare indisturbato ad approvvigionare di coca l'elite berica, si affiancava a personaggi completamente sconosciuti alla polizia, incensurati come Alberto Battaglia, il 24enne proprietario del garage laboratorio, che vive con il padre in un appartamento al piano superiore, finito pure lui in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio. E come ci sono arrivati gli agenti della mobile? Beh, da tempo i residenti di via Pigazzetta avevano notato un sempre più intenso via vai di persone del condominio, hanno avvertito il 113, gli agenti hanno teso la trappola, hanno aspettato che i 2 rincasassero, il Ventola ha aperto con una chiave il portoncino del garage e non appena lui e l'amico sono entrati è scattato il blitz dei poliziotti. Oltre a cocaina all'interno del garage una 60ina di grammi tra quelli trovati nelle tasche dei calzoni di Adriano Ventola e quella invece rinvenuta nel garage stesso per un valore, pensate, che supera i 7.500 euro, anche telefoni cellulari, bilancini di precisione e tutto il materiale per confezionare le dosi. I 2 sono in carcere e ora
alla polizia spetta il compito di analizzare innanzitutto lo stupefacente per capirne il principio attivo e poi anche e soprattutto i contatti sui 2 telefoni cellulari per risalire ai clienti ma anche a chi riforniva loro lo stupefacente. Questo per il momento è tutto, vi ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e buon lavoro. Restiamo a parlare di cronaca e parliamo purtroppo di una malattia che ha stroncato un giovane papà di 30 anni del Trevigiano che lascia appunto una bimba piccola. Ha combattuto fino all'ultimo Michael Vidori, 30 anni, papà di una bimba di 4, stroncato dalla leucemia. La terribile malattia gli era stata diagnosticata un paio di anni fa, poi le cure, la speranza, il suo immenso coraggio. A luglio, dopo il primo ciclo di chemioterapia, sembrava stare meglio, era felice e lo aveva scritto anche sui social. Poche settimane dopo, però, l'ennesimo peggioramento, ma lui non si è mai arreso, voleva farcela per sua figlia, il suo più grande orgoglio, per la compagna che con lui ha lottato fino all'ultimo istante. Ma quel filo di speranza a cui tutti si erano appesi, purtroppo si è spezzato. Il cuore di Michael ha cessato di battere, lasciando la sua famiglia nella disperazione. La notizia della morte del giovane ha subito fatto il giro della città, Valdobbiadene, dove era molto conosciuto e stimato. Lavorava nell'azienda di famiglia specializzata in scavi, demolizioni e consolidamenti edili e non aveva mai smesso neppure negli ultimi giorni quando era stato ricoverato. Un bravo ragazzo, serio, una bellissima famiglia, dice a Franto il sindaco Luciano Fregonese. La cronaca giudiziaria ci porta invece in Croazia, ma per parlare di una vicenda che ha coinvolto purtroppo 2 coniugi padovani morti. Parliamo dello yacht che travolse i coniugi Salpietro provocandone la morte nell'estate del 2011. Ebbene, l'imprenditore croato padrone di quello yacht è stato assolto. Sentenza di assoluzione. Tomislav Orvantcic, il tycoon di Zagabria, a processo perché accusato della morte in mare dei coniugi padovani Francesco e Marinelda Salpietro, è stato assolto ieri dal Tribunale Comunale croato di Sebenico. La tragedia era avvenuta il 16 agosto del 2011. Marito e moglie padovani erano a bordo della loro barca a vela e furono colpiti e scaraventati in mare dal motoscafo dell'imprenditore croato. Nel primo processo, concluso a novembre di 2 anni fa, era stato ritenuto colpevole. Nel processo bis invece l'assoluzione. Per il giudice dalle prove delle perizie nautiche e mediche non emergono prove concrete a carico di Orvantcic, per cui non si può parlare di intenzionalità o reato colposo. Lui sarebbe stato colpito da malore prima dell'incidente. Per i figli dei Salpietro ancora un grande dolore. E sempre dal Padovano, dal tribunale, la vicenda di un medico che aveva una relazione con un'infermiera, una relazione che è finita e ora lui si è trasformato in uno stalker. Messaggi sul cellulare, anche 700 in un mese, raffiche di mail, appostamenti sotto casa dell'ex compagna, aggressioni verbali, un campionario di comportamenti che tutti assieme potrebbero essere sintetizzati giuridicamente come atti persecutori. Ed è con questa accusa che un medico è comparso in tribunale accusato da un'infermiera con la quale aveva intrattenuto una relazione del cui termine non riusciva a capacitarsi, un atteggiamento per il quale l'infermiera aveva anche ottenuto un trasferimento di reparto. Angherie nei confronti dei bimbi di un asilo nel Rodigino, indagata anche una maestra padovana. Mani e viso bloccati a forza per far ingerire il cibo raccolto anche da terra e rimesso nella bocca dei bambini, forti scossoni e seggioloni, coperte lanciate addosso, vessazioni verbali. Sono accusate di questo e molto altro le 2 maestre e l'ausiliaria scolastica indagate dalla squadra mobile di Rovigo per maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini di un asilo nido di Ficarolo nel Rodigino. Sotto inchiesta anche una 27enne di Boara, Pisani. Ieri c'è stato l'incidente probatorio dove è stata valutata la situazione dei 3 piccoli ospiti dell'asilo. Il prossimo 8 ottobre ci sarà invece l'udienza preliminare. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio con il telegiornale prima edizione. Ripartiamo dalla Marca trevigiana e ripartiamo dal traforo di Santa Augusta con la partenza della progettazione del secondo stralcio dell'opera, molto attesa, lavori previsti per l'inizio del 2019, ma è in progetto anche la elettrificazione della rete ferroviaria.
Secondo stralcio del traforo di Sant'Augusta, dall'ospedale civile al cimitero di Sant'Andrea. Partita la progettazione, cantiere al via per gli inizi del 2019, quando dovrebbe terminare il primo blocco di interventi. A Vittorio Veneto sopralluogo e punto della situazione da parte del sindaco Roberto Tonon e del deputato PD Roger De Menec, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. Finalmente, le promesse si realizzano. È un'opera attesa da decenni. Qualcuno sospettava che l'uscita che avevamo fatto ufficialmente con il ministro Del Rio poco più di un anno fa fosse elettoralistica. Siccome non c'era nessun tipo di elezione, abbiamo garantito che le promesse sarebbero state mantenute, e anche il CIPE, visto che i soldi sono stati stanziati, quasi 60 milioni di euro, ha garantito che quest'opera si farà. Sopralluogo utile anche a verificare i danni subiti nel corso dei lavori dai residenti. I cittadini saranno risarciti per i danni che hanno subito e che peraltro, purtroppo, vista la complessità dell'opera, per taluni versi erano anche già previsti. Opera che si conta sia pronta per i mondiali di Cortina del 2021, così come l'elettrificazione della tratta ferroviaria Vittorio Veneto, Ponte nelle Alpi fino a Belluno e Feltre, una sorta di metropolitana di superficie, una nuova opportunità di mobilità sostenibile. Nella giornata odierna forse cambia volto un pezzo della regione Veneto, perché c'è questa condivisione di un progetto legato all'elettrificazione della ferrovia. È una grande opportunità dal punto di vista economico, opportunità turistica, opportunità culturale, perché le due province iniziano a parlarsi da oggi. Ci siamo, continuiamo a parlare insieme e a elaborare progetti di questo tipo. Lo dico ad Antenna, come sempre, se dovete segnalare di servizi problemi del vostro quartiere, della vostra via, del vostro paese, lo potete fare chiamandoci con Lo dico ad Antenna, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio nella segreteria, oppure 351 175 5340 per mandare un sms o un WhatsApp con video e foto. A proposito di foto, ma parliamo di foto storiche, apre da oggi a Castelfranco, all'interno dell'ospedale di Castelfranco, la mostra fotografica che ripercorre gli 800 anni di storia dell'ospedale San Giacomo. 100 metri di storia, 800 anni, una cosa bellissima perché è fatta all'interno dell'ospedale, perché mette in luce le varie fasi dello sviluppo di questo grande territorio, di questo grande ospedale. Un pannello lungo 100 metri è un lavoro immenso di ricerca. La soddisfazione del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi non è isolata. Ospedale San Giacomo Apostolo, 800 anni di storia, la mostra che apre da oggi a Castelfranco riceve il plauso di tutti. 200 immagini e poi didascalie informative lungo il corridoio di collegamento dal CUP Castellano alla chiesa, frutto di una ricerca di circa 70.000 files di immagini da parte del curatore dell'allestimento. Questo è un percorso nella memoria di 8 secoli dell'ospedale di San Giacomo Apostolo di Castelfranco. Una mostra che ha come obiettivo di costruire appunto questo percorso storico e di consegnarlo al patrimonio culturale e di memoria della comunità non solo di Castelfranco ma dell'intera area castellana. Dalla sua istituzione, avvenuta il 23 marzo 1217, sino ad oggi l'ospedale ha conosciuto travolgimenti istituzionali, guerre rovinose, turbolente congiunture sociali ed economiche, devastanti epidemie. Un viaggio che sino ad oggi mai è stato ricostruito in tutte le sue tappe. Un viaggio e una storia per immagini e parole che vuole consegnare alla comunità di Castelfranco e della Castellana la memoria di una tradizione e di un impegno anche solidaristici che ancora oggi caratterizzano la fitta rete delle associazioni di volontariato operanti nel territorio. C'è solo il tempo per ricordarvi l'appuntamento con 20:10 questa sera, politica sotto i riflettori, tante le tematiche da affrontare con Diego Cancian di Forza Italia e Giacomo Vendrame, segretario provinciale della CGIL di Treviso, quindi in primo piano anche le questioni del lavoro. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
Un cordiale saluto dal meteo di Antenna 3. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi, prosegue infatti il bel tempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo e sole, soprattutto su Alpi, Prealpi e Alte Pianure. Foschie e nebbie invece sulle pianure centro-meridionali, solo in parziale sollevamento nel corso della giornata. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 19 e i 23 gradi circa, minime sui 10-13 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Alta pressione e tanto sole, da evidenziare soltanto un po' di nebbie mattutine sulle pianure di sud-ovest. Le temperature massime sono attese sui 20-23 gradi, minime sui 12-13 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutta la regione, con cieli completamente sereni. Le temperature massime risultano essere in aumento, con valori sui 26, addirittura 30 gradi, minime stazionarie sugli 8-10 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.